Se vuole il governo fare una politica di sostegno all'industria e ai lavoratori metalmeccanici deve fare due cose: mettere risorse per gli investimenti sull'industria e dall'altro lato detassare gli aumenti dei contratti nazionali. Sono due strumenti che permetterebbero all'industria e ai metalmeccanici di essere un valore aggiunto per l'economia del nostro paese. Il segretario generale della FIOM, Michele De Palma, in Veneto per il tour di assemblee nelle aziende, risponde all'annuncio del governo di una nuova convocazione di un tavolo di trattative. De Palma, oltre a Padova, sarà a Treviso per incontrare i lavoratori per spiegare le future mobilitazioni se le trattative di Federmeccanica, Unio-Meccanica e Sistal non supereranno lo stallo. De Palma, durante le assemblee, ha parlato anche del referendum dell'8 e 9 giugno con i 5 quesiti sul lavoro e cittadinanza promossi dalla CGIL, tra questi l'abolizione del contratto precario, impedire il licenziamento illegittimo, l'equo risarcimento e il dimezzamento del tempo per l'attesa della cittadinanza. La maggioranza dei lavoratori colpiti dagli infortuni e dalle morti in realtà sono appunto lavoratori precari o sono lavoratori migranti, quindi doppiamente soggetti alla sua precarietà, sia della condizione lavorativa sia del mantenimento del permesso di soggiorno.